milione di euro, però questo non è valido, questa è una carta a straccio e neanche che fosse vera, non è che potrebbe cambiare la mia vita, potrebbe anche cambiare in peggio. E ricordo che i soldi non è che puoi comprare l'amore, se abbiamo amore dentro di noi, se no non si compra con i soldi. Oggi Santo Valentino, anche io mi ho fatto un piccolo regalo, mi ho comprato un fiore e mi ho comprato anche questo. Come ho detto poco prima, con 1 milione di euro, a volte non è che cambia la vita. Io ho sentito parlare di una persona che ha ereditato 2 milioni di euro, è morta la compagna e c'aveva 2 milioni di euro e li ha lasciati. E lui cosa ha fatto? Almeno cosa mi hanno raccontato? È andato a giocare all'otto, ai cavalli, tutti i giochi ha fatto, finalmente che è finito i soldi. Come dico sempre, i soldi servono soltanto per vivere, per andare avanti, per comprare un pezzo di pane. Sentite come cambiano le cose. Anni passati i contadini che lavoravano nei terreni producevano qualcosa, andavano al mercato, vendevano, non so, uova, vendevano quelli che producevano nei campi, era tutto libero, poteva andare a qualsiasi paese vicino, non si doveva pagare niente. Adesso questo non si può fare più, si cambia sempre in peggio. Per vendere qualcosa deve avere la partita IVA, deve pagare le tasse, deve avere la licenza. E questo non conviene più a fare tutte queste cose perché il guadagno è poco. Come dico sempre, i poveri sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Primo, qui in Germania, io andavo a fare una passeggiata per Monaco, tutti c'erano cabinetti pubblici, adesso si paga dappertutto. C'era il paese qua dove io abito e c'erano 5-6 panifici. Adesso panifici sono tutti chiusi, non ci sono più. Ci sono 2 paesi qua vicino, Marciuape e Poing, che fanno 40.000 abitanti, altri paesi intorno, sono più di 50.000 abitanti in questo centro qua, e non c'era un panificio, arriva tutto pane congelato, e poi i supermercati le cuocono loro, sono già tutti congelati. Invece l'unico pane che ci ha lasciato è questo qui. Questo costa caro, costa più di 10 euro al chilo, però almeno si può mangiare, quasi come lo facevano le nostre mamme. È buono, questo è buonissimo questo pane qua. E poi non esiste più. E poi si dice che si cambia, no, non si cambia, si cambia tutto in peggio. Io ho parlato qualche anno fa, no? C'era un vecchietto che giocava con la squadra di pallone Baia Monaco, Baia Mince diciamo, e mi raccontò che dice che lui aveva uno stipendio come un stipendio normale, doppio, come per esempio oggi uno con un stipendio prende 2.000 euro e lui prendeva diciamo 4.000 euro al mese. Invece oggi se una persona prende 2.000 euro, i giocatori prendono tanti quei soldi. Io non lo so come è cambiato, ogni stronzata che fanno guadagnano un mondo di soldi, pubblicità nelle televisioni, prendono in giro le persone che fanno qua, ne fanno là, non fanno niente. Guardate bene che la nostra vita, sai che è quella che noi conosciamo, quelle che noi vediamo. Andiamo a passeggiare, incontriamo persone
scambiamo qualche parola, quello è la vita, non quelli che noi non vediamo proprio, chi conosce quella gente là? Sono loro che entrano nelle nostre case, però noi non possiamo entrare nelle nostre case. Vi dico anche che noi stiamo molto bene, stiamo al caldo, ci abbiamo un pezzo di pane, come l'ho fatto vedere poco prima, e anche voi ce l'avete un pezzo di pane, se qualcuno non ce l'ha, e quelli là bisogna aiutarli. Tutti noi dobbiamo aiutarli, se andiamo per strade, incontriamo persone che non hanno un pezzo di pane, non hanno da mangiare, diamo anche a loro un pezzo di pane, però soldi mai. Tutti quei poveracci con la guerra, con il terremoto, e ancora noi stiamo bene e non siamo contenti, vogliamo sempre, sempre di più. Ricordatevi che l'amore non è detto quelli che hanno tanti soldi stanno meglio di noi. Ognuno di noi dobbiamo accontentarci di quello che noi abbiamo e quello che la vita ci offre. Sono una vita che parlano di politici, che fanno qua, fanno là. Io se non mi alzavo la mattina, andavo a lavorare, non arrivava niente a casa. Voglio fare un appello a qualcuno che ascolta questo video, anche quelli che hanno il reddito di cittadinanza. Amici cari, cercate sempre di andare a lavorare, che sempre non si sta bene, non si sta tranquillo quando hai bisogno di altre persone. Anch'io sono stato disoccupato, però ho lavorato una vita e mi volevano tutti bene quando io lavoravo. Dopo che io non potevo lavorare perché io non stavo bene di salute, tutti mi volevano male, mi volevano cacciare fuori. Però vi ricordo, quando uno c'ha il lavoro, c'ha il rispetto con tutti e ti vogliono più bene. Questo è l'appello che voglio fare a tutti. Cercate sempre di lavorare, guadagnare il pane con le nostre braccia e si sta sempre meglio. Per finire vi faccio una bellissima tarantella.